Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli Basket, un aggettivo per definire questa stagione? L'aggettivo soddisfacente, con tutti gli alti e bassi che abbiamo avuto, soddisfacente perché siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, quelli della salvezza. Forse speravamo qualche giornata prima, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti della crescita di tutta la struttura societaria e che è riuscita, nonostante tante sconfitte, a essere sempre compatta, sempre col sorriso sulle labbra, sempre ad aiutarsi l'uno con l'altro, e diciamo che noi ripartiamo proprio da questi dati positivi che abbiamo avuto in questo finale di stagione molto difficile. Noi ci siamo incontrati la prima volta a fine agosto per il Media Day e lei ci aveva detto che si aspettava anche una risposta da parte di Napoli e sua società, essendo una città comunque difficile fare altri sport, essendoci prevalentemente il calcio. Nell'arco di questa stagione crede di aver visto una risposta diversa da parte del napoletano, del tifoso, non dello sponsor? Assolutamente sì, Napoli ha risposto nonostante i risultati brutti che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Napoli ci è stata vicina, ci ha sostenuto, ci ha continuato ad applaudire anche in partite che forse avremmo meritato anche i fischi giustamente per come le avevamo giocate, quindi abbiamo avuto una grossa risposta da Napoli, una grossa risposta dai tifosi e ci piacerebbe averla anche l'anno prossimo. Mi ha detto il coach che questa ultima partita sia l'inizio della nuova stagione, quindi che l'anno prossimo possono esserci tanti tifosi a gioire e a tifare con noi per il nuovo anno. Si rimprovera qualcosa? Vedo due allenatori, tanti giocatori arrivati in corso d'opera per questioni di infortuni, per questioni legate a problematiche personali, giocatori arrivati e poi messi subito a sedere per loro problematiche. Sì, mi rimprovero la fretta con cui siamo andati a prendere questi giocatori. Forse col senno di poi avremmo potuto aspettare e gestire meglio la situazione. Questo è sicuramente l'errore più grosso che abbiamo fatto durante la stagione. Chiaramente, come ho detto in conferenza, me ne assumo la responsabilità come presidente, però è chiaro che potevamo gestirla meglio. Però da questi errori si parte per non farli più, quindi l'importante, come si vuol dire, che perseverare è diabolico, però errare è umano. Ecco, e i programmi che adesso inizieranno con la triade della chiamata, Scaglia, a gestire chiaramente il mercato, la costruzione della squadra, ci sono già delle prime idee? Perché no. Semplicemente perché il coach Scaglia che avete fatto in corsa non ha avuto una squadra creata, certo. Quindi suppongo possa essere anche diversa. Sicuramente, però no, idee no, perché noi ci siamo ripromessi in questo mese di ricreare l'organigramma, di confermare le persone, di fare tutto quello che c'è da fare. Chiaramente già ci siamo d'accordo con gli altri soci, noi entro fine mese andremo a fare il punto della situazione di quest'anno e andremo a dare un budget, quindi poi da quel budget che noi daremo diciamo alla triade, come l'hai chiamato tu, la possibilità di poter lavorare per poter comprare i giocatori, per vedere se fare il 5+5, se fare il 6+6, insomma sono cose che ora non stiamo ancora valutando. Certamente la valutazione prima è quella solita di dire questo è il budget, lavoriamo da questo budget e questa è la forza della società. Il budget di quest'anno, non per fare i soldi di conto in tasca, il budget di quest'anno contando le varie uscite, le varie entrate, ha sforato di un po', ma ha sforato per diciamo, gli infortuni fatti. Noi eravamo riusciti a stare all'interno del budget di circa 100.000 euro prima dell'inizio della stagione, poi chiaramente gli eventi ci hanno portato a sforare di qualcosa che ci sta, perché avrei sforato del 10%, insomma, che più o meno è una variabile che ci sta all'interno di una stagione, e quindi siamo convinti che è chiaro che l'anno prossimo dobbiamo sperare di riuscire a rimanere all'interno del budget. C'è un giocatore, discutendo magari con quelli che lei già aveva scorso anno della promozione, che le ha rubato l'occhio sul campo,
Nostro? Diciamo un po' come italiano, quest'anno secondo me ho visto un grosso lavoro da parte di Zerini. Zerini ha lottato ogni giorno su tutti i palloni, lo stesso capitano Ietti comunque si è dedicato a tenere unito il gruppo, a dare una mano a questa squadra. E per gli americani Parks chiaramente per noi è una grossa soddisfazione averlo rinnovato e ai prezzi a cui l'abbiamo rinnovato, perché aveva offerte veramente forti da altre società italiane. È voluto rimanere a Napoli perché si trova bene, perché la moglie ha un grosso rapporto con la nostra coordinatrice, quindi hanno sposato il progetto, quindi questo è un altro motivo di orgoglio che dobbiamo fare. Poi sappiamo bene che Parks ogni tanto si chiude un po' la vena, certe volte si chiude anche a me la vena, quindi capisco che possono esserci momenti in cui ci sono degli errori, però è una persona eccezionale, è un ragazzo eccezionale e ci tiene, molte volte gli errori sono fatti perché ci tiene a questa città. Forse i due lati della medaglia dal punto di vista del mercato sono stati quello lì magari un po' meno positivo, Leonardo che è arrivato e poi è finito ai margini della squadra anche con problematiche fisiche, dall'altra Arturo Sudaitis che era arrivato con aspettative, forse alzando anche un po' troppo le aspettative considerando la condizione del giocatore, però cosa mi puoi dire di loro due? E poi dopo Bologna Daitis sembra è come se avesse avuto un attacco di non so se definire di conoscenza o qualcosa come detta dalle emozioni del giocatore. Per quanto riguarda te non siamo qui a parlarne perché ci sono tante cose in pentola, quindi è inutile andare a parlarne qua. Certamente pensavamo di avere un altro apporto. Per quanto riguarda Gudaitis è un ragazzo eccezionale, si è calato dall'Eurolega a questa realtà dando tutto quello che poteva dare. Chiaramente per noi basta la partita fatta a Bologna, insomma, per essersi ripagato tutto quello che abbiamo fatto per farlo venire a Napoli, ma lui dopo Bologna si è commosso, si è commosso vedendo anche la società quanto ci teneva a questa salvezza, e secondo me è bellissimo che un giocatore di Eurolega che viene qua a giocare, insomma, per noi possa commuoversi per una salvezza con Napoli. Dopo tutte queste cose del prossimo anno Zerini, Diretto e Pazzi hanno il contratto degli altri giocatori stranieri ed italiani. Avete già qualche discorso in atto, oppure comunque da parte sua magari ci sarebbe la volontà di magari provare a tenerli, parlo di Metaffi, parlo di Manini? Guarda, al momento no, al momento dobbiamo andare, ora bisogna ricompattarci, aspettare il budget, poi parlare devono parlare loro, io posso solamente operare nel momento in cui loro hanno qualche voglia che possiamo noi nel nostro budget andare ad accettare, e vediamo. Certamente partiamo da una base, anche con Zerini e con Vietti si parlerà, però abbiamo una base da cui ripartire. Virtus Bologna, più bella e anche più triste perché fu l'ultima partita di meglio, una grossissima partita di meglio, e forse lì sono iniziati anche un po' i nostri dolori, diciamo, dopo quella partita, con 2 settimane dopo l'infortunio di Elega. Quindi secondo me la vittoria più belle sono Virtus Bologna e quella con Tortona, giocata senza neanche Parks, che era infortunato, e essere riuscito a vincere è stato veramente importante. Ma essendo anche stata comunque fatto il calcio a inizio stagione, abbiamo fatto un appello ai tifosi che magari conoscevano proprio il basket di avvicinarsi al basket. Aveva anche detto sono pronto magari a invitare lo stesso presidente della Prentice per far sì che possano avvicinarsi diverse realtà. È qualcosa che può strutturarsi in futuro, non so se ha avuto contatti. No, non ho avuto contatti con la società durante l'anno, però certamente hanno avuto anche loro, hanno lottato per vincere il campionato, quindi comunque hanno avuto altre problematiche.
Le persone sono avvicinate tantissime persone quest'anno che non avevano mai visto basket. Anche, ho avuto ritorni anche da amici che sono venuti la prima volta qua, e questo è un dato molto bello. Per quanto riguarda il Napoli di calcio, certamente il nostro sogno è sempre quello di una sinergia, ma una sinergia per permettere a Napoli di crescere sempre di più. Non è facile, io ammiro, forse vado controcorrente, ma ammiro De Laurentiis, perché per 20 anni calcio a Napoli non è facile, e certamente ha fatto calcio per 20 anni, credo che abbia saltato le coppe poche volte in questa epoca, quindi secondo me si deve fare solamente, diciamo, tanti complimenti al presidente, che è riuscito a mantenere i bilanci puliti rispetto a tante altre società che vanno avanti con bilanci inquinati, e comunque a dare delle soddisfazioni con delle coppe comunque vinte dalla squadra. Ormai penso il Milan. No, parlavo di basket. Di basket io credo che Bologna sia favorita perché ha una squadra e una struttura molto forte. Milano sta un po', a meno che non recupera, c'è un po' di infortunati, ma Bologna l'ho vista bene, è una bella squadra, è una squadra importante, strutturata, con un bel allenatore, quindi poi se la giocheranno loro. La finale è sempre anche l'anno scorso si pensava che vinceva Milano e ha vinto Bologna in 4-0, quindi tutto può essere. Bello, grazie.